Siamo arrivati alla Tris Quarte Quinte, il premio Mefiomo. Sono in 17, 10 davanti a 2060, 1 Tearodo, 2 Tiburon, 3 Tisseran B, 4 Nobabel, 5 Ratzinger Lake, 6 Tabate K, 7 Rasi Almar, 8 Urasia Tab, 9 Verne del Ronco, 10 Vallombretta. A 2080 11 Pensiero Adri, 12 Samajet, 13 Upper FKS, 14 Ursus TFT, 15 Tildemati, 16 Singaleluia e 17 Vicky Lakshmi. Cavalli agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con Tisseran B che cerca Numero di rientrare 2 Tiburon squalificato. Passa alla fine l'allievo di Antonio Castiello davanti a Tisseran B. Poi via via gli altri con Tisseran B che sposta per andare a chiedere Numero strada. 8 Urasia Tab squalificato. La squalifica di Urasia Tab con numero 9 Verne del Ronco squalificato. Va a rilevare al comando Ratzinger Lake. Intanto ha rotto Verne del Ronco che era lì vicino ai primi. In terza posizione è partita molto bene Vallombretta, mentre subito lì Ursus TFT con Francesco Pettinari che avanza al largo trascinandosi il 15, no, vediamo, ci sembra Singaleluia. Tanto 600 metri in 46,8. Tisseran B al comando. Numero 10 Vallombretta squalificato. Ursus TFT lascia la terza posizione alla corda Vallombretta. Quindi ne approfitta Rob Mabel per mettersi terzo alla corda davanti a Rasi Almar. Tanto Ursus TFT è sempre all'attacco di Tisseran B. Poi vediamo secondo la corda Ratzinger Lake, di fuori sono gli attesi Singaleluia e Vicky Lakshmi, chilometro in 1.17 secco, passaggio davanti alle tribune, sempre all'attacco Ursus TFT su Tisseran B che risponde. Poi Ratzinger Lake affiancato da Singaleluia, altra pariglia, Rob Mabel, Vicky Lakshmi, poi Rasi Almar affiancata da Samajet, 14,9 qui davanti alle tribune, sempre in vantaggio il figlio di Equinox B che ha risposto all'attacco portatogli da Ursus TFT, sempre Ratzinger Lake lì seconda la corda, curva passata in 15,3, retta di là, l'allievo di Gianvito D'Ambroso cerca di mantenersi al comando, viene sollecitato ma ora sposta Singaleluia al pari di Vicky Lakshmi che vanno ad aggredire il battistrada, retta passata in 15,3, numero 14 Ursus TFT squalificato. Poi ancora Tisseran B in quota. Avanza anche Tildemati, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Vicky Lakshmi all'attacco di Singaleluia, poi avanza anche Tildemati, ultima curva passata in 15,7, sono tutti un po' stanchi, al largo di tutti Tildemati, ma Vicky Lakshmi ha preso vantaggio, Vicky Lakshmi viene a vincere con Alessandro Gocciadoro, buon secondo di Tildemati davanti a Singaleluia, Rob Mabel e Tisseran B, il doppio di Alessandro Gocciadoro è venuto a vincere con Vicky Lakshmi che ha seguito per tutta la corsa Singaleluia ed è venuto a vincere. Rivediamo la retta d'arrivo per il figlio di Ganymede, i colori di Stefano Bondi, guida e training di Alessandro Gocciadoro che vengono a vincere, mentre secondo a centropista ottimo finale di Tildemati che non finisce mai di stupire. Vediamo il secondo posto della femmina, per il terzo è Sing Alleluia, mentre al quarto e quinto posto i due allievi di Battista Congiu, Rob Mabel con Emanuele Migliori e Tisseran B con Gianvito D'Ambroso. La quota in chiusura per Vicky Lakshmi 3,17. Quindi l'appuntamento per l'ippodromo Arcoveggio è domenica prossima con il trofeo Croce Rossa e con il Master per i 4 anni.